Leggeremo un salmo, il 46. Alleluia. Abbiamo letto forse altre volte, meditato in altre occasioni. Salmo 46. Amen. Dice così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Amen. Alleluia. Noi siamo d'accordo con quanto abbiamo letto. È vero? Alleluia. Cioè che Dio è con noi. È il nostro rifugio. Alleluia. Dio è per noi, abbiamo letto al primo verso, un rifugio e una forza. Alleluia. La Chiesa ha un luogo, un posto, una persona in cui può rifugiarsi. Non solo la Chiesa nella sua totalità, quanto popolo di Dio, ma anche ogni credente. Alleluia. Oggi, questa sera, mentre stiamo celebrando il culto al Signore, ci sentiamo al sicuro, vero? Alleluia, ci siamo un po' staccati dalla realtà, abbiamo lasciato le nostre case, le difficoltà che ci sono nelle nostre case, ci siamo presi del tempo per noi da dedicare alla presenza del Signore. E possiamo dire, in questo momento qui, ora, ci sentiamo al sicuro. Stiamo realizzando che Dio è per noi un rifugio e anche una forza, Non solo il rifugio per proteggerci, per difenderci, ma anche una forza per rispondere agli attacchi del nemico. Una forza per reagire, in quanto popolo scelto da Dio, in quanto Chiesa del Signore. Alleluia. Certamente ci sono tanti motivi per essere scoraggiati, vero? Chi più, chi meno, ha tanti motivi per dire non mi va bene questo, ho questa difficoltà, questo bisogno. Avremo un elenco lungo, ma è anche vero che Dio è per noi un rifugio e una forza. E leggiamo anche un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Questo vuol dire che nelle difficoltà non sei da sola, non sei da solo, ma puoi invocare l'aiuto di Dio. Sempre, in ogni momento, scoprirai che Dio è fedele. Alleluia. Ed è un aiuto sempre pronto. Non ti dirà mai aspetta, aspetta che sono occupato. Quando lo invochi, già il Signore ti dà la sua protezione.
Forse ti dirà di aspettare, perché forse è necessario aspettare per risolvere un determinato problema, un determinato bisogno, ma già ti fa sentire al sicuro. E questo è importante, vero? Alleluia. Proprio per questo motivo, perché Dio è per noi il nostro rifugio, è una forza ed è un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, non temiamo. Se la terra è sconvolta, e la terra è sconvolta, vero? È sconvolta la terra. Quando guardo il telegiornale non vedo che un mondo pieno di rovine, confusione, ma un mondo sempre, è un'umanità che non si rivolge a Dio. Terremoti, sofferenze, guerre, ma non si rivolge a Dio, il popolo, l'umanità. Gloria al Signore. Noi vediamo, assistiamo a queste cose e sappiamo che sono cose che devono avvenire. La Chiesa non deve temere. Se vediamo terremoti, guerre, rumori di guerra, sono segni che ci fanno comprendere che il ritorno del Signore è vicino. Ma noi non dobbiamo temere. Non abbiamo nulla da temere. Noi siamo al sicuro. Perché Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto pronto nelle difficoltà. Egli preserva la sua Chiesa da tutto ciò che dovrà avvenire e che toccherà dolorosamente quanti non hanno accettato Gesù nella propria vita. Ma noi siamo al sicuro. Non temiamo se la terra è sconvolta. Non temiamo se sentiamo le guerre vicino a casa nostra. Non temiamo. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Alleluia, alleluia. Non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano. La natura tutta è sconvolta. Poco tempo fa si aveva paura di uno tsunami proprio nel Mediterraneo, tra la Sicilia, Medio Oriente, c'era tanta paura che il mare potesse inondare e la terra, c'era paura, ma noi non temiamo. Gloria a Dio. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce. Dio fa udire la sua voce. Io credo che tutte queste cose sono avvertimenti e Dio fa udire la sua voce anche nel terremoto. Dio fa udire la sua voce, quella voce che dice io sono Dio. Alleluia, io sono Dio. Io ho creato tutto. Alleluia, la natura è sottoposta alla creazione. Alleluia. Dio desidera che il popolo si possa accorgere di Lui. Leggiamo, venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. È vero, nonostante i vari sconvolgimenti, terremoti, guerre, ancora Dio continua a fare cose stupende sulla terra. È vero, il sole continua a sorgere. È qualcosa di stupendo, vedere l'alba, qualcosa di meravigliosamente bello, e poi il sole cala, c'è la luna, gloria a Dio. Tutto ciò che fa Dio è stupendo ed è meraviglioso, ma ancora continua a fare il Signore cose stupende, non solo nella natura e nella creazione, ma anche nel cuore dell'uomo. Ancora oggi, nonostante sia più difficile rispetto a qualche anno fa, c'è qualcuno che ogni tanto dona il cuore a Dio. Qualcuno si converte ancora al Signore. Gloria a Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E quando vediamo un'anima che si converte a Dio, è un'opera stupenda che fa il Signore. Ancora oggi è tempo di salvezza e il Signore desidera salvare. Ma ahimè, c'è chi è stato salvato e invece si allontana dalla grazia di Dio. E molti
si stanno allontanando dalle vie del Signore. Siamo sotto attacco, la Chiesa del Signore è sotto attacco. I credenti, coloro che hanno accettato Gesù nella propria vita, sono sotto attacco. Quelli più deboli cadono, il nemico le riporta indietro. Alleluia, vogliamo pregare il Signore per questi che tornano indietro, ma vogliamo badare anche a noi stessi e dire: Signore, io voglio servirti fino alla fine. Vogliamo vegliare su di noi. Alleluia. Chi può fare cessare le guerre? Nessuna organizzazione mondiale, nessuna sigla, e non le voglio neanche menzionare, ci sono tante sigle nel mondo, invece di parlare di cose vere, sono lì ad aspettare, ad attendere, ad alimentare le guerre, mandando armi e così via, no? Ma c'è qualcuno invece che è capace di far cessare le guerre. Alleluia, questo qualcuno è il nostro Signore. Se il Signore dice basta, tutto si ferma. E noi vogliamo dire: Signore, fa fermare questa guerra. Come Chiesa del Signore vogliamo dire: Signore, fa cessare questa guerra. Non vogliamo prendere posizione su un lato o dall'altro lato. Noi non facciamo politica, ma noi guardiamo alle persone che muoiono, vero? E persone che muoiono senza la grazia di Dio, senza la conoscenza di Dio, bambini, bambine, famiglie che perdono genitori e figli e così via. Quanta sofferenza. Signore, fa cessare le guerre. Alleluia. Versetto 10 dice qualcosa di meraviglioso. Guardate, l'abbiamo letto prima. Fermatevi. Dice: e riconoscete che io sono Dio. Abbiamo bisogno di fermarci un attimo, perché questa vita corre velocemente. Ti alzi la mattina e devi andare subito al lavoro, il tempo non basta, devi correre, vestirti, sei al lavoro, devi dare, il tempo passa, torni a casa, è già sera, finisce quasi il giorno, la giornata, devi andare a letto, ma intanto quanto tempo abbiamo dedicato a Dio? Ora il Signore ci esorta a dire: fermatevi un attimo, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. E grazie a Dio, perché anche in questo momento ci stiamo fermando, radunati insieme in questo luogo, e stiamo riconoscendo che Dio è Dio. Alleluia, stiamo riconoscendo che il suo figliolo Gesù è in mezzo a noi, vero? Alleluia. E c'è qualcosa che è scritto ancora in questo salmo, la parte finale dice: io sarò glorificato fra le nazioni. Io credo alla parola di Dio. Alleluia. Noi stiamo aspettando la realizzazione proprio di quanto è scritto qui nella parola: io sarò glorificato fra le nazioni. Il Signore degli eserciti è con noi, conclude il Salmo. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. E poi c'è qualcosa di scritto in questo Salmo. Pausa. Fermati. Dopo aver letto, fermati. Rifletti. Amen. L'uomo ha bisogno di pensare. Non può essere una macchina e fare le cose in automatico. Dio non vuole essere servito in automatico, ma vuole un senso di consapevolezza nell'uomo, e gli fa dire: il mio Signore è qui, in questo momento, e io gli dono interamente il mio cuore. Lui è il mio rifugio. Non avrò paura, perché se Dio è con me, se Dio è con noi, nessuno potrà essere contro di noi. Amen. Alleluia. Quindi
Vogliamo riconoscere ancora in questa sera che Dio è l'unico Dio. Non c'è altro Dio all'infuori di Dio. Alleluia. A volte ho sentito citare anche capi di Stato, versetti della Bibbia, assumendosi proprio una posizione di giustizia, come dire io sono nel giusto, citando proprio perché citi un versetto biblico non vuol dire che tu sei giusto, perché se mandi un esercito a uccidere altre persone, sappi che Dio non vuole questo. È vero? Non uccidere, è scritto, è un comandamento. Non uccidere. E come si fa a citare la parola di Dio? Mandando persone, il tuo esercito, a uccidere altre persone. C'è ipocrisia. Aiutaci, Signore. Ti preghiamo per questo mondo. Per chi si erge a giusto, ad essere giusto. Tutti vogliono essere giusti, tutti vogliono giustizia. Tutti si sentono nel giusto. E io credo, come credente, che la giustizia è in Dio. Che Dio è la nostra giustizia. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore.